E so che non si possono mettere nella plastica, che non so neanche per quale motivo, i giocattoli. Ma dove li devo portare? La discarica grande? Nella plastica. Secco. Secco, sì. Penso nella plastica, ma non ne sono sicuro. I giocattoli in plastica sono delle plastiche dure, quindi possono essere gestiti non dai consorzi nazionali, ma certamente da aziende che possono poi recuperare questo tipo di plastica, come impianti di selezione. Credo a seconda della tipologia di plastica vadano nel secco o nella plastica. Sinceramente non mi metto a spaccare il giocattolo per differenziare. Se la maggior parte del giocattolo è di plastica, io lo butto nella plastica. Però ripeto, dentro c'è del ferro, ci possono essere componenti che non sono appropriate per cui lì io intendo, no? Cioè, non si può demandare alla buona volontà del cittadino lo spaccare il rifiuto in 1000 pezzi per poi fare plastica, vetro, ferro. Mi verrebbe da dire nella plastica, ma immagino non sia giusto, sì. Nel secco non riciclabile. Carta chimica? Forse va nella carta? Non so. Carta. Carta. Credo che ci siano due tipi di scontrini fiscali, qualcuno che lavora con la carta chimica e qualcuno che lavora con la carta normale. Quindi quelli della carta chimica evidentemente andranno con il secco, con quello che non è differenziato comunque, e tutti gli altri invece quelli di carta normale con la carta. Carta. Gli scontrini fiscali intanto sperare che li emettano e poi credo che vadano cumulativamente ad altre cose, perché non è carta, essendo carta chimica non va nella raccolta differenziata della carta, questo mi pare di saperlo. Cose dalle pile? Pile esaurite. Ci sono i raccoglitori dove ci sono anche i medicinali scaduti in genere. Ma io le deposito davanti alla nostra Coop dove c'è un contenitore apposito per le pile. Per fortuna in Vicolo Paulesi c'è appunto una specie di cassonetto dove si inseriscono le pile e anche i farmaci, i medicinali scaduti. Ci sono i contenitori speciali per le pile esaurite, quindi appunto quelli bisogna andare, cioè guardi, ce n'è uno, credo, ce n'era uno qui, ce n'è uno da queste parti, se uno lo cerca, sì. Io li porto di solito... aspetta, bella domanda, non mi è mai capitato perché uso pochi farmaci. Vanno alla termodistruzione. In farmacia? Vanno privati del cartone, i blister con dentro le pastiglie o altri liquidi così vanno conferiti nei contenitori che sono, come si dice, collocati all'esterno delle farmacie. Medicinali scaduti. Ho farmacie vicino, c'è bidone apposta per farmaci scaduti, anche per pile scaduti 10 metri più avanti. No, Udine è ben organizzata su questo punto di vista, secondo me. Differenziati da cosa? È carta, quindi va messa nella carta. Il scontrino fiscale è un pezzo di carta a un certo punto. Cioè, nel tipo in farmacia ci sono i medicinali scaduti da mettere dentro. Dovrebbero andare nel non riciclabile. Quando sono utilizzati sono sporchi e quindi vanno nel secco, non possono essere riciclati. Grande dubbio. Sì. Secco. Secco. Beh, diciamo con le novità introdotte da Corepla, adesso credo fra non molto potranno essere gestiti e raccolti con plastica. Nell'indifferenziato, se faccio correttamente, anche se lì non ho ancora capito il perché. Tanto vabbè, adesso spero si diffonda sempre più il Mater B che è già, diciamo così, biodegradabile. E so che non vanno nella plastica normale, per cui probabilmente vanno a finire nella raccolta indifferenziata. Insomma, ad oggi probabilmente anche io in passato li ho buttati nella plastica, però ho scoperto successivamente che non è il metodo corretto. Raccolti magari in una bottiglia di plastica. Di vetro, chiusi e dati a un mio amico che spero li porti nel smaltimento, per lo smaltimento. Viene smaltito a parte, anche l'olio esausto. Dovessi fare della frittura e quindi usare l'olio fritto, non lo butto certamente nello scarico del lavandino o dei sanitari e lo raccolgo in un contenitore e lo devo poi portare nella discarica. Gli oli di frittura non avrei idea, per fortuna io non li utilizzo, nel senso che non mi piace il fritto, ma non avrei idea di dove
Nelle strutture preposte ci sono la raccolta oli, c'è la raccolta oli sia mi pare per la frittura sia per quello che riguarda gli oli meccanici e cose del genere, cioè hanno dei separatori, ci sono delle raccolte, dei contenitori separati. Oli di frittura, sperare che non vengano buttati per terra o nel water, perché in effetti vanno a inquinare. Dove andarli a gettare, questo, sì, parlate con una persona ignorante, sto cercando di sforzarmi di immaginare come possono essere utilizzati al meglio. Non so dove si possano mettere gli oli di frittura, non ci sono, credo, dei luoghi o dei contenitori messi a disposizione dall'amministrazione per la raccolta. No, ecco, questo non lo so, no. Andrebbero raccolti e smaltiti, diciamo, attraverso l'olio. Ci sono degli consorzi, appunto, raccolta di oli usati. Tra l'altro faremo proprio davanti in piazza, credo, in piazza Duomo faremo proprio un evento dove ci sarà un consorzio per la raccolta degli oli usati, sia oli minerali che oli di frittura.